Ci saranno sicuramente altre persone di provenienza del mondo del centrodestra, anche civico, che sono delle figure di riferimento importanti in Veneto, che entreranno, torneranno, si avvicineranno a Forza Italia. Così parlava Flavio Tosi, coordinatore regionale di Forza Italia il 1° settembre scorso, e ora raccoglie i frutti. L'annuncio ufficiale è solo domani, ma ormai la decisione è presa. Fabrizio Boron, consigliere regionale eletto con la lista Zaia, sta per entrare in Forza Italia. Il corteggiamento di Flavio Tosi ha avuto successo. Boron, deluso, espulso, non più a suo agio nella Lega, sembra aver trovato nuove motivazioni, con la città di Padova al centro. C'è chi espelle, chi caccia via le persone e chi le accoglie. Il fatto di parlare di progetti, di parlare di futuro, di parlare di Padova, di parlare del Veneto, ecco, cose che ormai io non avevo più visto, no, in Lega negli ultimi 3-4 anni. Parlare di futuro è necessario e con Tosi domani avremo modo di farlo. Con Flavio Tosi abbiamo trovato il modo, abbiamo vissuto questa esperienza negli ultimi mesi di confrontarci di quello che è le prospettive di una città importante come Padova. La campagna acquisti di Flavio Tosi è molto attiva. Alcuni politici veneti, anche di spicco, hanno già preso la tessera, altri ci stanno pensando. Si fanno i nomi degli assessori regionali Federico Caner e Giampaolo Bottaccin. Credo che altri colleghi stiano facendo lo stesso, stiano scoprendo quello che si era perso, no? Il bisogno di confronto e non di chiudere. Ecco, c'è bisogno di aprire, di parlare, di confrontarsi e non di cacciare via persone. È necessario soprattutto per la nostra città che ha visto un'elezione amministrativa l'anno scorso veramente deludente, no? Perdere così Padova vuol dire non aver capito Padova, non averla ascoltata. Ecco, questo credo sia un obiettivo necessario che mi pongo e che dovrà porsi anche Flavio Tosi. All'incontro, si legge nell'invito, saranno presenti parlamentari e dirigenti di Forza Italia e i consiglieri regionali Elisa Venturini e Alberto Bozza. Più chiaro di così.